Più vecchi con meno lavoratori e con giovani che lavoreranno per vivere anziché vivere per lavorare. E questa è la fotografia della provincia di Treviso e del Veneto, tracciata dall'Osservatorio Economico e Sociale della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, da qui ai prossimi 7 anni. E il primo dato riguarda i protagonisti del boom delle nascite dei primi anni 60. Entro il 2031 saranno in Veneto più di 150.000 quelli che andranno in pensione, 23.000 solo nella Marca, che però non saranno sostituiti né da giovani e nemmeno dagli immigrati, lasciando in Veneto vuoti oltre 70.000 posti di lavoro. Quello che deve preoccuparci maggiormente probabilmente in questo momento per uno scenario diciamo a corto periodo è l'ammanco di lavoratori che avremo per la transizione dei famosi baby boomer verso l'età pensionistica, diciamo. Forse quello è il dato un po' più preoccupante, anche se poi sarà mitigato sicuramente da altre dimensioni che entreranno in gioco. E in tal senso stanno già guardando le aziende con una sempre maggiore automazione industriale. Vediamo che i nostri giovani al lavoro manuale si stanno allontanando sempre di più, ma non è sufficiente questo, bisogna mettere nelle condizioni di dare una casa ovviamente a chi viene a lavorare in Italia, di dare delle alternative ai nostri giovani rispetto a quelli che li danno altri paesi, ossia avere tutti quei servizi e sottoservizi che al giorno d'oggi l'economia e la società moderna richiede. I nostri giovani vanno via per questo. Giovani che se ne vanno perché non trovano casa, di conseguenza non fanno famiglia e figli, in un'involuzione che porterà il Veneto nei prossimi 7 anni a perdere quasi 50.000 abitanti, quasi 5.000 solo nella Marca, che però potrebbero lievitare a 200.000 se non ci fossero il sostegno dei flussi migratori. E i giovani che difficilmente sostituiscono gli anziani perché le nuove generazioni non vedono più prioritario lo stipendio e il posto di lavoro sicuro. I giovani oggi chiedono all'azienda cose molto differenti rispetto al passato. Da un lato il lavoro di per sé non ha un ruolo fondamentale nella vita di tutte le persone nel senso tradizionale del termine e sempre più spesso i giovani alle aziende chiedono la possibilità di poter conciliare lavoro, esperienza lavorativa, ma anche tempi di vita, tempi da dedicare alla realizzazione personale e alle diciamo, questioni e alla vita di tutti i giorni. Possiamo dire insomma che i giovani puntano più a lavorare per vivere e non a vivere per lavorare? In un certo senso potremmo anche dire così, sì.